Individuati in neanche 24 ore grazie alle 2 telecamere posizionate all'estremità est-ovest, gli autori degli imbrattamenti sul Ponte Vecchio. 4 maschi e 2 femmine, tutti sui 20 anni, ben vestiti. A pochi giorni dalla sua restituzione alla città, infatti, dopo anni di lavori per la sua ristrutturazione, guardate un po' che roba, incivili all'opera. Gente assolutamente priva di rispetto e senso civico ha pensato di scarabocchiare le balaustre appena riportate al loro antico splendore in 3 punti, oltre a strisci realizzati con una punta metallica, scritte che nulla hanno a che vedere con l'arte, solo maleducazione e idiozia nel rovinare un monumento nazionale. La cosa ha fatto infuriare i e le bassanesi che anche oggi abbiamo incontrato. Che non è giusto che ci siano certe cose. Certi personaggi non dovrebbero esistere. Tutto qua. Ci sono degli idioti imbecilli, per dire bene, che si sono permessi di sporcare questo monumento. C'è rabbia, vero? Rabbia, molta rabbia. Già inaccettabile, ma per fortuna tutto è stato immortalato dai 2 occhi elettronici che ne hanno seguito ogni movimento, come ci spiega l'assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco. E si vedono chiaramente tutti i loro movimenti, il momento in cui imbrattano, il momento in cui se ne vanno felici, il momento in cui lo compiono per la seconda volta il gesto. Dispiace, ecco. Al momento di cosa devono rispondere? Beh, di reati secondo me ce ne sono 3-4. C'è l'imbrattamento, poi c'è il fatto che c'è il penale anche perché è un monumento nazionale e all'interno del centro storico. Poi hanno violato le norme anti-Covid. Violato coprifuoco perché erano in azione dopo le 23, non indossavano la mascherina come hanno registrato i filmati e poi la volontà di colpire il gioiello bassanese. Uno che parte a casa col pennarello o con l'altro, penso che sappia invece cosa fare. Secondo Mazzocco si tratta di bassanesi che senza dubbio pensavano di farla franca, ma non è così. Linea dura. Vabbè, certo, se dovessimo mollare non ne usciremo più. E non è una bravata, non è una ragazzata, sottolinea l'assessore. Questa volta rischiano di pagarla cara. Qualcuno di loro ha anche commesso lo sbaglio di telefonare proprio in quel momento, abbiamo l'ora esatta delle telefonate partite dal ponte, per cui in un modo o nell'altro ne verremo a capo. A proposito, lancia un invito che dovrebbe essere colto al volo da questi incivili per non aggravare una posizione già difficile. Entro 24 ore a venire al comando ad autodenunciarsi per non peggiorare ulteriormente la loro situazione.